Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Salvatore dell'Aquila, è stato sottoposto a un intervento per un'improvvisa occlusione intestinale. Per il peggioramento delle sue condizioni, i legali chiedono la scarcerazione. A fornire le ultime notizie sulle condizioni di salute è il garante dei detenuti in Abruzzo. Matteo Messina Denaro afferma si è risvegliato dall'operazione che è andata molto bene, è vigile ed è attivo. Ora il boss mafioso si trova in rianimazione, in terapia intensiva, solo per prassi, dopo interventi del genere. La degenza in ospedale dipende dalla combinazione tra il consulto sanitario e gli approfondimenti del DAP, che deve valutare le azioni per garantire la sicurezza interna ed esterna. Tutte le azioni vanno garantite, i diritti costituzionali, sia per il boss sia per le persone libere. A causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, Matteo Messina Denaro nella giornata dell'8 agosto è stato trasferito dal carcere dell'Aquila, dove è detenuto al regime di 41 bis all'ospedale cittadino. Affetto da un tumore al colon, al quarto stadio, il boss di Cosa Nostra è stato sottoposto a un intervento per un'occlusione intestinale, non strettamente legata al cancro, come spiegano in ospedale. Al momento non ci sono complicazioni, dopo la fase post-operatoria dovrebbe rientrare in carcere per la convalescenza. Intanto i difensori Alessandro Cerella e Lorenza Cuttadauro hanno chiesto la scarcerazione e il ricovero immediato per il peggioramento delle condizioni di salute per gestire la malattia in ospedale. Secondo i legali, la condizione di Messina Denaro sono incompatibili con il regime del carcere duro e deve essere assistito 24 ore al giorno. Nel carcere di L'Aquila è stata altresì predisposta un'apposita stanza per permettergli di portare avanti la chemioterapia, ma per Cerella la soluzione non è ottimale. In carcere non può più stare, nonostante il nome che porta. Come a qualsiasi altro detenuto, devono essere garantiti i diritti costituzionali. Sulla richiesta di scarcerazione, Cifardi afferma: garantiamo il diritto alla salute con personale medico qualificato e tutte le agenzie dello Stato stanno operando nel rispetto del dettato costituzionale, me compreso.